Bisognerebbe mettere più controlli su tutta la Treviso Mare, cioè io sono dell'opinione che quando hanno cominciato a fare le rotonde bisognerebbe metterne ogni X chilometri per poter rallentare, è l'unico modo per rallentare, perché se noi andiamo a vedere dalla zona dell'entrata autostradale di Meolo fino a diciamo l'ultima rotonda che porta a Musile, che porta a San Donà, la gente già lì va molto più piano. Dall'ultima rotonda, il pezzo qua, cioè la gente corre come pazzi. Se ci fosse una rotonda a metà già rallenterebbero e già ci sarebbe più controllo da parte delle persone che guidano. Tra questo punto e altri poco distante, la Treviso Mare è stata teatro di gravi incidenti, come ricorda questa testimone che lavora a pochi chilometri dal luogo dell'incidente in cui ha perso la vita Giulia. Ricordiamoci dei 4 ragazzi di Musile che hanno perso la vita, tutti erano in 5, 4 sono morti e la ragazza purtroppo non so come sopravviva. Poi c'è stato quell'altro incidente con la moto, un po' più avanti verso Meolo, un ragazzo girava all'interno della San Marco Petroli e arrivava la moto, non si è capito bene la dinamica, anche lì è morto un signore, la signora che stava dietro, la moglie, anche lei è messa male. Adesso questo qua stamattina, ma oltre ai morti, cioè stiamo parlando di incidenti in Treviso Mare, ne succedono parecchi proprio perché corrono nonostante i limiti. Poi è una strada che porta a Jesolo, quindi di conseguenza ci sono molti ragazzi, è una strada che dovrebbe essere fatta per evitare i centri, per poter correre e scorrere bene il traffico, invece non c'è una segnaletica idonea, perché mi diceva appunto un cliente l'altro giorno che non capiva da che parte andare per andare a prendere l'autostrada, perché non ci sono i cartelli. Troppe giovani vite spezzate sulle strade, da qui un ulteriore appello, l'appello di una mamma preoccupata. Sinceramente non vorrei essere mai e poi mai chiamata da un carabinieri, da qualcuno per dirmi che mio figlio ha fatto un incidente. Sono preoccupata, vorrei che mio figlio quando avrà la patente, purtroppo non sarà possibile, ma che nel minimo del possibile possa essere sicuro, ecco. Cioè, questo è quanto, 19 anni, non vorrei perderlo, insomma.